Le finali di Under 14 maschile di Treviso, svoltesi a Montebelluna, anche quest'anno hanno visto sfidarsi i giovani della Piave Volley e della Sisley Treviso. La sfida è stata impari, come ci si poteva aspettare, e la Sisley ha festeggiato la conquista del titolo provinciale. Da oggi parte il percorso delle regionali e speriamo di arrivare in finale e vincerla quest'anno. In realtà la Sisley Under 14 ha già vinto la Boy League, ovvero il campionato di Lega, e dalla vittoria provinciale parte la rincorsa allo scudetto di categoria. Inizia il confronto regionale, la battaglia in Veneto è sempre qualcosa di importante e come tutti gli anni noi ci proviamo, speriamo di arrivare fino in fondo. Serve un po' di fortuna e tanta umiltà, tanta bravura. La formazione della Sisley, pur avendo un'altezza elevata, annovera degli elementi molto giovani rispetto allo standard dell'Under 14. Io sono uno del 96, sono il più piccolo e è il primo anno che gioco con la Sisley e penso di essermi integrato abbastanza bene nella squadra. Per gli sconfitti della Piave Volley parla il tecnico Reghin, soddisfatto del risultato raggiunto. Malgrado il risultato della finale dettato sicuramente dal fatto che non abbiamo effettuato una grandissima prestazione, sicuramente non la migliore nostra di quest'anno, ma anche dal fatto che abbiamo trovato una squadra molto molto valida dal punto di vista tecnico e fisico. Ritengo comunque, mi ritengo tutto sommato soddisfatto dei ragazzi, di quello che hanno fatto da inizio anno fino a questo punto della stagione. Fra l'altro anche la Piave tornerà a giocare la fase regionale, dopo l'esperienza degli anni scorsi. Durante questo lungo percorso che abbiamo fatto ci siamo impegnati, abbiamo dato il meglio di noi e ci siamo impegnati duramente, soprattutto nei duri allenamenti che abbiamo e anche le amichevoli che abbiamo fatto durante le settimane. Il secondo posto soddisfa dunque, anche perché probabilmente questo era il massimo risultato possibile in provincia. Credo comunque che l'importante alle finali sia arrivarci, poi la finale è sempre una partita a sé, una partita delicata, soprattutto dal punto di vista mentale. Noi ci siamo da diversi anni che con tutte le formazioni giovanili ci piazziamo purtroppo al secondo posto, tranne con un Under 16 qualche anno fa. Questo per il momento è il nostro massimo risultato. E ora via il campionato regionale di Under 14 con la Piave e Sisley a rappresentare la provincia di Treviso. Quest'anno devo dire ci sono sommate alcune realtà importanti, alcune ritrovate come sempre Volley Padova, poi c'è il Mestrino che è un'altra squadra importante e poi altre che si aggiungono come Silvoli e altre, sono sempre società che fanno bene con le annate buone. Quindi secondo me sarà una fase regionale molto importante, forse più impegnativa dell'anno scorso. A Treviso, oltre all'Under 14, ha avuto un successo straordinario l'iniziativa 1-2-3 Volley, conclusasi proprio domenica scorsa. È un torneo indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo che prende il via solitamente a gennaio e vede la conclusione in questa giornata che noi usiamo fare presso la Ghirada di Treviso. Sono coinvolti circa 400 ragazzini e rappresentano ognuno la squadra che ha vinto di fatto il torneo scolastico. Ed infine voce alla società di casa, l'Unione Sportiva Montebelluna, che con la Serie D femminile e un bel vivaio sta progettando un futuro di collaborazioni e grandi obiettivi. Stiamo vedendo anche con altre due società, una di Montebelluna e un'altra qui di un comune vicino, di fare qualcosa assieme. Quindi stiamo vedendo di unificare un po' le forze per avere effettivamente un qualcosa di importante per poter un domani avere un certo tipo di selezione, un certo tipo di pallavolo di un certo livello anche qui a Montebelluna.